26ª giornata del campionato regionale di eccellenza Girone A. A battere Licata, colpo di testa, man mano vola di prestigio contro la Nissa. Attenzione, ma c'è il Russo, porta palla al Russo, potrebbe anche pensare al tiro, invece poi allarga verso Torres, conclusione di Torres. Invertite le posizioni oggi dei due quinti di centrocampo. Suarez che gioca a sinistra. Attenzione, Diallo prova la conclusione. Intanto si riparte sul giovane Castelbuono in 10. Erbini, 1 contro 1 di Erbini e lo scambio con l'omonimo. Pallone che passa, conclusione man mano. Verifici il team manager Mimmo Scialabba. C'è stato un po' di male qui di fuori. Il canabitro parte Giardina, la palla che non è entrata, sì è entrata, 1-0 Mazzara, la super rete da parte di Giardina. Sola, adesso che si è alzato dalla panchina, direttamente in porta il cross da parte di Pace, non ha toccato nessuno, raddoppio del Mazzara 46. Baltone finale, tutto dipende anche da questa giornata, potrebbe disputarli, invece li disputerà con intanto tiro libero. Torres 2-1, riapre la super giovane Castelbuono. Santiago Torres ha trovato l'angolo libero, quello del 2-1 di testa. Il pallone che passa, 3-1, ha segnato ancora Pace, 3-1 per il Mazzara 46, tutto 2 Pace. Ha peccato sicuramente di inesperienza, intanto Pace di spellerlo e capire le ragioni per cui era avvenuto quel passaggio di palla. Attenzione, il pallone passa, 4-1 per il Mazzara. E finisce qui intanto Mazzara 46, Castelbuono 46, 1.